Gli auguri di Natale tra il Vescovo e i sindaci. Monsignor Tanasini ha sottolineato il forte legame di solidarietà nei momenti difficili, invitando a sviluppare il sistema Tigullio di aiuto reciproco. Inizieranno a gennaio i primi interventi di ripristino della diga di Portobello danneggiata dalla mareggiata di fine ottobre. Il Comune chiede aiuto alla Regione per interventi strutturali. L'impavido torna a solcare il mare. Il peschereccio di Gianni Pacagnella ha resistito alla furia del mare a Santa Margherita Ligure e viene riparato in questi giorni a Lavagna. Una cena biancoceleste a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. A promuoverla l'Entella Club Hermes Nadalin. Il comitato vigila sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Nella curia vescovile di Chiavari il vescovo ha incontrato questa mattina i sindaci e i rappresentanti del territorio. L'occasione è stata quella dello scambio degli auguri natalizi, che ha dato modo a Monsignor Tanasini di ricordare il cammino che si sta compiendo in diocesi con il lavoro sinodale e la nascita degli ambiti di comunione. Una delle funzioni degli ambiti sarà proprio quella di interloquire con i rappresentanti della pubblica amministrazione sulle necessità del territorio. A febbraio il vescovo inizierà la seconda visita pastorale alla diocesi. Il servizio. In un clima familiare ed affettuoso, il vescovo Alberto Tanasini ha formulato gli auguri di Natale ai rappresentanti del comune del Tigullio. Gli eventi difficili che hanno caratterizzato il 2018, dal crollo del ponte Morandi alla più recente mareggiata, hanno messo in evidenza, ha sottolineato il vescovo, il senso comune di solidarietà e di aiuto reciproco, vissuto in prima persona da chi ha subito danni e perdite. E le persone si sono mosse spontaneamente, si sono mosse con decisione, si sono mosse recuperando quello che io ho vissuto sempre anche da bambina, cioè il senso di appartenenza al mare. Le ferite non si sono ancora rimarginate, ma Santa Margherita Ligure, come altri paesi colpiti dagli eventi meteorologici, si apprestano a vivere le festività in un clima di normalità. La vita è ripresa con veramente un alto tasso di normalità. E io sono veramente un po' fiera dei miei concittadini di tutte le categorie, perché così magari mogugnando e tutto, però nella realtà dei fatti c'è questo, no, tenere la schiena dritta. L'atteggiamento solidale auspicato dal vescovo ha caratterizzato anche la ripresa nei comuni dell'entroterra, alle prese con una lenta ma tenace ricostruzione. I cittadini con la parrocchia, la curia, l'amministrazione ha fatto la sua parte, in poche settimane è stato tutto riaperto e sistemato e questo è segno che c'è una grande collaborazione nelle piccole comunità. E poi un'altra parrocchia, sempre nel nostro territorio, la parrocchia di Boasi, dove i cittadini con l'amministrazione e il parroco stanno via via mettendo a posto questa chiesetta, che è uno degli ultimi punti di quella valle laterale dove i cittadini possono trovarsi. Il vescovo ha anche ricordato l'importanza di non chiudersi in se stessi, pur cercando di sviluppare un sistema Tigullio di aiuto reciproco. Credo che sia importante l'apertura del Tigullio verso un orizzonte un po' più ampio, che è quello di tutta la città metropolitana, e non chiudersi in se stesso. Nel contempo è importante rivendicare anche la nostra importanza e il nostro appartenere al grande sistema di Genova. E a proposito dei danni provocati dalla mareggiata del 29 ottobre scorso, a Sestri Levante inizieranno a gennaio i lavori per sistemare almeno in parte la diga di Portobello distrutta dall'evento calamitoso, mentre sono stati avviati gli interventi di somma urgenza per il ripristino della zona di Renà gravemente danneggiata. La mareggiata ha lasciato segni pesanti anche sul territorio di Sestri. A gennaio i primi interventi sulla diga. Quanto avete messo a disposizione? Per la diga di Portobello abbiamo messo a disposizione circa 200.000 euro, che per il comune di Sestri Levante, soprattutto a fine anno, quindi con il bilancio in buona parte già utilizzato, è stato un grande sforzo, ma lo abbiamo ritenuto una priorità e a gennaio inizieranno proprio gli interventi di consolidamento della diga con il posizionamento di nuovi massi a potenziare la barriera.
Non saranno interventi totalmente risolutivi, per questo occorre avere un aiuto, un sostegno da enti superiori, così come abbiamo fatto chiedendo alla Regione, chiedendo al Governo, proprio per cercare di fare un intervento che ci aiuti a fronteggiare anche questo nuovo impatto con il mare, che sicuramente è molto più violento degli ultimi anni. Abbiamo iniziato da subito invece con interventi di somma urgenza ad intervenire a Renà, dove c'è stato un danno ancora maggiore, con il distacco di una parte, della parte finale della costa, e con lo svuotamento della strada carrabile. Abbiamo riempito il vuoto che si era creato sotto la strada e ora stiamo andando avanti ancora in questi giorni con la riprofilatura della costa e col riempimento dei crateri che si sono formati nell'asfalto, svuotando proprio ampie parti di asfalto. Anche questo sarà un lavoro che continuerà sicuramente per tutto gennaio, e che anche in questo caso, più o meno su questo abbiamo previsto circa 150.000 euro, anche in questo caso avrà bisogno di ulteriori risorse per andare a soluzioni più definitive. Che polso avete? La mareggiata vi ha creato dei problemi anche dal punto di vista delle ricadute turistiche? Ma sicuramente la concomitanza di due fatti, il crollo del ponte Morandi un po' per tutta la Liguria di Levante e le mareggiate hanno disincentivato il turismo. Siamo consapevoli, ne parlavamo anche appunto con il nostro tavolo del turismo, che occorre unire le forze, sicuramente come abbiamo fatto negli ultimi anni sul territorio del nostro comune, ma anche nel Tigullio, per cercare strategie di promozione condivise che vadano, insomma, a far venire la voglia a tutti quanti di tornare numerosi nel Tigullio. E anche i pescatori del Tigullio hanno avuto danni gravissimi durante la mareggiata, molte le imbarcazioni che sono andate distrutte. Fra queste ce n'è una, l'Impavido di Gianni Paccagnella di Santa Margherita Ligure, che potrebbe tornare in mare fra qualche settimana grazie ad un costoso intervento di sistemazione. Gianni Paccagnella è uno dei pescatori professionisti di Santa Margherita Ligure. Lavora sul suo Impavido dal 1985. La notte della mareggiata ha messo in salvo la barca, che però ne è uscita piuttosto malconcia. È stato a pensarci dopo un incubo, che abbiamo fatto 4-5 ore che pensavamo quasi di lasciarci la pelle. Poi siamo stati aiutati, poi ci ha salvato un marinaio, è stato salvato dalla capitaneria, io e l'altro dai vigili del fuoco che sono arrivati dopo. È stata una nottata che prima che ce la scordiamo sarà dura. L'Impavido è un vecchio rimorchiatore di 17 metri del peso di 65 tonnellate, costruito a Pietra Ligure nel 1946. È stato successivamente adattato a peschereccio circa 30 anni fa. No, al mattino io pensavo che non fosse neanche più a galla quando l'abbiamo abbandonata, perché invece era ancora a galla, luce accese, tutto a posto. Abbiamo sempre fatto la pesca qua, soprattutto la pesca del gambero, e siamo sempre andati bene, ecco. I danni per l'Impavido ammontano a 40.000 euro. Paccagnella non si è perso d'animo e ha deciso di rimettere a posto il suo peschereccio appoggiandosi ai cantieri Castagnino di Lavagna. Ma la difficoltà è stata quella di trovare anche chi sapesse fare il lavoro con legname di queste dimensioni. Sono una ditta che viene giù da Molfetta, sono degli operai veramente in gamba e vengono a fare il lavoro di lì. Questo legname qua, che è quercia e mogano, abbiamo preso tutti questi pezzi già storti per metterli meglio nella poppa, e sono andati a prenderla a Napoli, perché qua materiale così grosso non se ne trovava qua in giro. Ci vorrà ancora un mesetto, forse anche meno, e l'Impavido tornerà a navigare. Per forza, bisogna ripartire, cosa facciamo? Non si può fare altrimenti, lavorare bisogna lavorare. La barca merita di essere riparata, anche perché d'altronde non si può fare altrimenti. Cioè, di demolire non si può demolire, bisogna andare avanti.
E ora vediamo l'evoluzione meteorologica per le prossime ore. Oggi una giornata con il cielo sereno, ma nella giornata di domani è previsto cielo nuvoloso con possibilità di neve. Vediamo allora la cartina aggiornata dall'ARPAL della regione Liguria, che ci mostra due zone gialle, quelle dell'entroterra della Liguria, la zona D nell'entroterra di Genova e Savonese, e la zona E, quella alle spalle anche del Tigullio. L'allerta gialla è di carattere nuvologico, quindi sono previste nevicate anche per la giornata di domani e rischio di meteo per vento. Andiamo a leggere anche il bollettino meteo. Fa freddo in Liguria, soprattutto nelle zone interne. È stato emanato questa allerta gialla per neve dalle 14 sulla zona D, Vallestura, entroterra savonese e Valmormida, e dalle 18 nella zona E, ovvero quella della Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia. L'allerta terminerà alla mezzanotte tra domenica e lunedì, anche se da domani mattina verranno effettuate nuove valutazioni. Con questo fenomeno meteorologico infatti bastano variazioni anche di solo mezzo grado per trasformare la pioggia in neve e viceversa. Ora parliamo del corso di spiritualità. Il 65° corso di formazione e spiritualità organizzato dall'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante, per il quale sono state aperte le iscrizioni. Il tema scelto per quest'anno è In cammino verso la bellezza. Gli arrivi e l'accoglienza sono previsti per il pomeriggio di giovedì 27 dicembre. Nei giorni successivi ci saranno le meditazioni di Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca, e Monsignor Pietro Santoro, assistente generale della famiglia di Padre Mauri, e di Don Francesco Pilloni, coordinatore del centro di spiritualità della famiglia di Padre Mauri. Venerdì 28 dicembre alle 12 la messa sarà presieduta dal vescovo di Chiavari Alberto Tanasini. La conclusione sarà domenica 30 dicembre. Domani invece il vescovo alle 15:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari celebrerà la Santa Messa per tutte le comunità di migranti presenti sul territorio diocesano. La messa sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Il turismo sta cambiando perché l'ingresso sul mercato di giovani viaggiatori spinge a promuovere pacchetti integrati che mettano in luce la bellezza del territorio, le sue tipicità enogastronomiche, ma soprattutto la possibilità di vivere esperienze all'aria aperta. Da un'analisi dei flussi e soprattutto dalle previsioni degli esperti del settore nasce i Bike and Go, a cui partecipa anche Sestri Levante in collaborazione con territori analoghi in altri paesi europei. In concreto sono state acquistate 40 biciclette elettriche che incrementeranno l'offerta di mobilità ecosostenibile. E-Bike and Go, turismo ecosostenibile. Sestri Levante è capofila di questa iniziativa che punta su un settore in crescita del movimento turistico. Sì, assolutamente, abbiamo rilevato negli ultimi anni, facendo promozione continuativa sulle fiere turistiche con i tour operators e le agenzie di viaggio internazionali, che una delle maggiori richieste è proprio quella legata al turismo all'aria aperta, sia trekking che col mondo della bicicletta. Negli anni sono nate diverse manifestazioni legate all'enduro mountain bike qui in zona, e adesso stiamo cercando appunto di proporre un pacchetto turistico integrato che comprenda il pernottamento e poi una serie di escursioni guidate appunto tramite mountain bike elettriche sul territorio. Abbiamo mappato oltre 300 km di percorsi fra Portovenere e Camogli e siamo pronti appunto a lanciare il prodotto dalla primavera appunto adesso, marzo-aprile, arriveranno i primi turisti. Sono più gli stranieri di solito che prediligono questo tipo di turismo? Sì, è un turismo solitamente stranieri, centro Europa, nord Europa, c'è il maggior afflusso in questo senso. E di fianco a questo abbiamo anche sviluppato l'idea di poter affittare queste biciclette a pedalata assistita, queste 40 mountain bike, alle strutture ricettive del territorio, proprio un servizio proprio di noleggio anche su base giornaliera come servizio per i propri ospiti in hotel. Un progetto che fa parte di un più ampio quadro di collaborazione internazionale. Sì, è stato finanziato da un bando comunitario sui fondi Interreg Marittimo e siamo 5 aziende, una sulla costa degli Etruschi vicino a Livorno, noi per il Levante Ligure, una in Costa Azzurra e poi 2 aziende, una corsa e una sarda, e l'idea appunto è di riuscire a costruire un pacchetto unitario da promuovere e da vendere unitariamente su questi 5 territori.
Anche quest'anno nel Levante genovese torna la posta di Babbo Natale, la tradizionale iniziativa di Poste Italiane dedicata ai più piccoli. L'azienda raccoglierà tutte le letterine indirizzate a Babbo più famoso del mondo e invierà a tutti coloro che avranno scritto l'indirizzo completo sulla busta una risposta personalizzata. Per ricevere la risposta, la letterina deve essere spedita nella cassetta postale o in uno dei 67 uffici postali levantini con il nome e l'indirizzo completo del bambino, chiaramente indicati all'esterno della busta. I genitori possono richiedere la posta di Babbo Natale anche attraverso il sito www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it compilando la relativa scheda. Nel 2017 sono state 130.000 le lettere inviate. C'è una originale iniziativa di solidarietà che si svolge oggi e domani al Santa Claus Village di Santa Margherita Ligure in collaborazione con Ascom e CIV. I bambini potranno giocare alla pesca dei panettoni e vincere così un premio a sorpresa da regalare ai bambini che trascorreranno il Natale in ospedale. È un'iniziativa dell'associazione Il Porto dei Piccoli. Ora sfogliamo insieme le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutte le ultime notizie e servizi. L'apertura di Avvenire sulla conferenza a Katowice, nessun accordo contro il riscaldamento del pianeta, solo brutto clima, conferenza ai tempi supplementari, grandi fanno muro. E poi la fotonotizia con l'immagine di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano rimasto ferito e poi morto dopo 3 giorni di agonia durante l'attentato ai mercatini di Natale a Strasburgo. Addio Antonio, figlio e cronista d'Europa. La politica interna a centropagina. Si tratta ancora con l'Unione Europea, Lega e Movimento 5 Stelle, lite sul reddito e poi ancora il dibattito cattolici e politica, fare e bene. Andiamo nelle pagine interne di Avvenire. Da Cattolica, il Papa è stato profugo anche Gesù bambino. Il piccolo Gesù ci ricorda che la metà dei profughi di oggi sono bambini incolpevoli, vittime delle ingiustizie. E sempre da Cattolica, i ragazzi pregano online. A Padova, su iniziativa della pastorale giovanile, 12 lezioni web per imparare, e tra i frutti del sinodo diocesano concluso a maggio, la lettera del vescovo Cipolla. Andiamo nelle pagine del secolo XIX. Firmato il contratto, il ponte sarà demolito da 5 imprese. Bucci apre i cantieri, lo avevo promesso. Sulla ricostruzione ho deciso, terzo valico il dossier del Ministero, utile per le merci e per i passeggeri. A 100 pagine la fotonotizia che ci riporta all'hotel splendido a Portofino, una notizia che troviamo anche nelle pagine interne del secolo XIX. Un gruppo solido investe nel borgo, splendido venduto, Portofino plaude. Per Natale Arnault si è regalato l'hotelleria di lusso italiana, una pioggia di premi per l'albergo dei super VIP mondiali. Dal secolo XIX nelle pagine interne, a Lavagna, nuova condanna al porto, vanno 3.200.000 euro, sentenza d'appello per il contenzioso avviato nell'86 con la cala dei genovesi. Da Sestri Levante, tassa di soggiorno, entrate per 284.000 euro, il gettito 2018, il Comune ha speso la somma in promozione, partecipazione alle fiere e apertura all'ufficio informazioni. E poi più sotto, all'Istituto Natta de Ambrosis, l'incontro con Vera Salomon, la testimonianza di un antifascista che ha vissuto l'arresto, la deportazione e la lenta rinascita, i 300 martiri delle fosse ardeatine. Andiamo a vedere le notizie del Levante Sport. Entella più di 2 punti a partita, media più alta tra i team fermati, delle 6 squadre bloccate dalla giustizia sportiva, quella biancoceleste è il rendimento migliore. Proseguiranno anche nel 2019 i corsi di memory training e di attività fisica adattata rivolti ad ultra 65enni. La Giunta regionale, su proposta della vicepresidente assessore alla sanità Sonia Viale, ha stanziato 70.000 euro per promuovere e valorizzare le politiche sociali su temi dell'invecchiamento attivo. Nel corso del 2017 su tutto il territorio regionale sono stati 365 gli anziani che hanno partecipato a 20 corsi di memory training, 4.707 gli over 65 che hanno partecipato ai 276 corsi di attività fisica adattata. Le risorse stanziate dalla Regione sono destinate ai comune capofila dei 19 distretti socio-sanitari. E rimaniamo in tema anche con la notizia dalla redazione, e per noi oggi Emanuela Castello.
Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. Parliamo proprio di un progetto che è nato successivamente ad un corso di memory training, finanziato tramite uno dei capitoli di spesa a cui accennavi in quest'ultima notizia dalla Regione Liguria. Si tratta di un progetto realizzato da AIMA, l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer Tigullio, e dall'Associazione Un Granello di Sale di Casarza Ligure, che hanno organizzato assieme un corso di memory training, a seguito del quale c'è stata l'idea di realizzare un percorso della memoria sul lungo fiume, sul lungo Petronio a Casarza Ligure, un luogo solitamente frequentato da persone in pensione o comunque non più giovanissime di Casarza Ligure che si ritrovano per una passeggiata. In questo luogo sono stati posizionati 10 cartelli che riportano altrettanti esercizi da svolgere per mantenere attiva la memoria. È un'esperienza già consolidata che AIMA Tigullio ha realizzato in altre località del nostro territorio e che ha riscontrato un buon successo e un ottimo gradimento da parte delle persone che ne hanno usufruito. Questo progetto è stato realizzato anche perché il corso di memory training e le successive iniziative che sono state organizzate dall'assessorato ai servizi sociali del Comune di Casarza Ligure in collaborazione con l'Associazione Un Granello di Sale hanno riscontrato un altissimo gradimento da parte degli abitanti casarzesi. Un servizio più ampio nel corso del telegiornale di questa sera. Bene, grazie. Una notizia di cronaca. Rapallo, i carabinieri a conclusione di indagini hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un rappallese di 34 anni nulla facente, già noto alle forze dell'ordine, poiché nei giorni scorsi si era impossessato di un portafoglio che conteneva vari documenti e 1.600 euro. Il portafoglio era stato smarrito dal proprietario, un 37enne di Rapallo, nei pressi della stazione ferroviaria. Ora parliamo di un'iniziativa di solidarietà. Sono tanti gli enti e associazioni di volontariato che organizzano periodicamente degli incontri per raccogliere fondi a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Questa volta l'aiuto al comitato è arrivato dall'Entella Club Hermes Nadalin con una cena che si è svolta ieri sera all'Hotel Miramare di Chiavari. Com'è nata questa serata? È un appuntamento che si rinnova di anno in anno e quest'anno abbiamo pensato appunto al signor Mordini che fa un'opera meritoria per tutto il territorio nostro. Giancarlo, da Lavagnese ricevere un gesto di solidarietà dall'Entella è veramente un grande gesto di fair play. Ma sicuramente, io dico sempre che mai dire mai. Se qualcheduno mi avesse detto ti farai per l'Entella nella tua vita, io l'avrei preso per pazzo. Ora quasi quasi mi ritrovo a vedere se l'Entella vince, mi fa anche un po' piacere. Come sta andando l'Entella? Ma per ora penso che abbiamo iniziato bene, nonostante l'ultimo passo falso della partita con la Pro Patria, però è un campionato difficile, viste anche tutte le vicende che abbiamo vissuto quest'estate, però ce la stiamo mettendo tutta e sono sicuro che riusciremo a centrare il nostro obiettivo. La memoria di papà non si spegne, sì. Continua nel tifo anche biancoceleste. Sempre, non si spegne, sicuramente ci vede sempre, abbiamo avuto una bella idea comunque da quando è mancato col Franco a creare questo club, perché è sempre un momento di unione, sempre di beneficenza, fin di bene, ogni volta riusciamo comunque a dare una mano un po' anche nel territorio con la nostra semplicità. Ringraziamo gli amici dell'Entella per questa serata, ricordiamo anche che cosa sta facendo il Comitato. Sicuramente il Comitato è partito da qui per il tour che ha fatto nel Tigullio, abbiamo fatto 7 città, abbiamo presentato il nostro progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera e speriamo, questo progetto è stato condiviso dalla Regione, speriamo che venga messo in atto perché si va troppo lenti. E partirà anche Sana Sanità. Per camminare di più e partiremo con Sana Sanità. E a proposito di calcio giocato, ricordiamo allora l'incontro che si disputerà domani per la 17ª giornata del campionato di Lega Pro. La Virtus Entella sarà impegnata nella trasferta ad Arezzo, il fischio d'inizio alle ore 14:30. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.